Soul Calibur 4. Vai pesce! In un mondo devastato dalla follia dell'uomo, dalla sete di vedere e dalla legge del più forte, si consumano le re la morta tra il bene e il male. Due potenti spade forgiate nell'oscurità lo rincarnarono anima e forza, diventando nel corso degli anni gli unici oggetti del desiderio dell'uomo. In passato, un potente imperatore di nome Alcon, durante una battaglia, uccise suo figlio, posseduto dallo spirito della spada maledetta. Per porre fine a tale malvagità, egli creò la spada dello spirito, sacrificando però la propria vita. Ma con il passare del tempo, la battaglia riprese vigore e l'energia sprigionata dalle spade diede nuova vita all'antico guerriero. Tutt'oggi Alcon risiede nella sua propria divinità, attendendo pazientemente chiunque esprima conquista del potere. Finalmente ti ho trovato, Alcon. Sono qui per fare fine a questa orrenda guerra che ha dilaniato la mia famiglia. Sei solo una stolta, giovane donna. Cosa ti dà la certezza di riuscire in questa assurda impresa? L'amore per tua sorella si dà la forza da spirito. Ma solo così potrà ritrovarla. L'amore è una forza debole. Non può nulla contro la tirannia. Tuttavia, se questo è il tuo ultimo desiderio, e sia, venirai come tutti i tuoi predecessori. Bene, sei stata brava, giovane donna. Io sono la Soul Calibur, la spada dello spirito. Hai distrutto il male. Finalmente potrai iniziare un mondo nuovo, governato dalla mia luce, dove